Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro secondo appuntamento settimanale con Auto da Fè. Quest'oggi, data del 7 di ottobre, è una data, come sapete tutti, che ci ricorda 2 anni fa l'orrendo massacro di bambini, donne, uomini, vecchi, anziani israeliani a opera di militanti di Hamas, da cui si è generato poi tutto ciò che è conseguito fino ad oggi nel quadro politico internazionale. Il 7 di ottobre, oggi, ci sono i negoziati in corso. Fortunatamente uno spiraglio forse di pace si apre, ma lo staremo a vedere. E il 7 di ottobre è una cosa molto curiosa, si celebra anche una cosa che molto spesso magari non ci abbiamo fatto caso, ma si ricorda tutti i giorni, perlomeno nelle chiese cattoliche. È una cosa che non molti sapevano, nemmeno io, perché me l'ha ricordata l'amico e collega Carlo Cambi, che ci ha fatto un pezzo sulla verità di oggi. A mezzogiorno in punto, dal 1571, le chiese battono le loro campane a festa. Perché? Perché il Papa ebbe il 7 ottobre del 1571, Papa Pio V, in sogno un'apparizione della Madonna che gli annunciava la vittoria della Lega Santa contro l'impero ottomano. E da lì in avanti, fino a oggi, le campane delle chiese cattoliche suonano per ricordare la vittoria della Lega Santa contro l'impero ottomano, che è una ricorrenza che verrà subito cancellata perché mi sembra molto politicamente scorretta di questi tempi. Comunque questo è. Noi quest'oggi però non parliamo né dell'una né dell'altra cosa, ma parliamo di un gran bel libro che ho appena finito di leggere e gli autori di questo libro sono qui con noi. Li ringrazio, li saluto, sono Massimo Caramani, che è un nome importante nella musica e nel teatro non solo milanese, e con lui Daniele Rossignoli, giornalista, una delle colonne della redazione milanese della DN Kronos, che ha frequentato questo palazzo di Via Bellerio in quanto inviato di politica interna ai tempi che furono, ma anche musicista, mi sembra batterista, tanto altro, insomma esperto e appassionato di musica. Massimo Caramani e Daniele Rossignoli hanno scritto questo bel libro che dovreste trovare tra poco, lì, eccolo lì, è in mezzo a noi, per chi ci sta seguendo sulla app via video su YouTube. Il libro si intitola Milano in un giro di do. Ed è una sorta di viaggio anche attraverso numerose interviste che costituiscono la parte più corposa di questo libro, un viaggio in ciò che Milano ha prodotto nel corso degli anni e che è rimasto nella storia della musica. Allora, non so chi vuole iniziare a parlare, ma io domando a Daniele Rossignoli, a Massimo Caramani, intanto come nasce questa idea e poi come avete cercato di strutturarla, perché a beneficio di chi ci ascolta, il libro ha una brevissima introduzione dove tu, Massimo, spieghi un pochino cosa vuol dire il giro di do, che è una delle basi fondamentali per tante composizioni musicali, no? E perché, allora comincio da te, perché il giro di do si adatta a Milano, secondo te? Si adatta, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori e grazie dell'invito, Giulio. Siamo partiti io e Daniele cercando di mettere insieme delle notizie che potessero in qualche modo ricordare gli eventi musicali e teatrali dagli anni 60 agli anni 90. Quindi abbiamo messo insieme un po' la geografia milanese, la toponomastica, ma anche quello che è avvenuto in quegli anni sotto il punto di vista teatrale e musicale. Ecco, ti interrompo solo per dire, Prego. da lettore, e nonché da cittadino di questa città che è stata ed è una miniera incredibile di spunti, che leggendo questo libro si capisce quanta ricchezza anche nel campo della musica abbia prodotto Milano e non sempre, diciamo, conosciuta. Alcuni nomi sono celeberrimi, ma tanti sono sconosciuti e invece hanno fatto tantissimo. Certo. Sì, hai detto bene, Giulio. In effetti noi abbiamo intervistato 22 figure iconiche del palcoscenico della scena milanese teatrale, musicale. Chiaro, ce ne volevano ancora di nomi da intervistare.
ci sono sfuggiti prossimo libro. ci sono sfuggiti Ornella Vanoni, Eugenio Finardi e tanti altri che adesso mi sfuggono. Ma quindi può essere che si vada a fare anche un secondo libro, sempre che il nostro editore, che sono le edizioni clandestine del gruppo Santelli, accettino di fare il proseguimento con altri nomi importanti della scena milanese. Allora, Milano in un giro di do, perché ho pensato a questo titolo? Perché io sono un chitarrista e chiaramente si inizia sempre a fare il classico giro armonico di do, la minore, re minore, sol settima. Con questo giro si fanno più di 1000 canzoni, importantissime anche. Poi attraversando i viali, le piazze di Milano, sentivo dalle finestre delle musiche che mi ricordavano appunto il giro di do. E allora ho messo insieme Milano con il giro armonico di do. Daniele, tu fai una piccola prefazione al libro, nella quale riassumi, diciamo, in 2 pagine, ci metti dentro un bel po' di nomi della storia milanese. Un'altra cosa che te la chiedo subito, perché poi entriamo nel vivo anche di alcuni spunti. Io mi sono segnato alcune frasi pronunciate anche dalle persone che voi avete intervistato, dagli artisti che avete intervistato, e che mi sembrano aprire spiragli di comprensione e anche di discussione su questo argomento della musica. Ecco, secondo te, qual è stata l'epoca più feconda della musica milanese, sulla scena milanese, tenendo conto che qui si parla non solo di artisti e di musica, ma anche di cabaret, che è un aspetto fondamentale della creatività milanese, no? E anche di locali. Adesso mi viene da dire, dov'è che vai a ascoltare musica oggi? Perché voi citate tanti locali che hanno fatto la storia della musica. Uno ce l'avevamo vicino in zona nostra, perché si dà il caso che abitiamo anche nella stessa zona, per esempio il Plastic, no? Mi ricordo che Via Le Umbrie, e lì c'era anche un'altra sede importantissima, il Rolling Stone, dove ci sono stati tantissimi concerti in corso 22 marzo, eccetera. Ma ce ne sono tanti altri, voi li citai in centro pieno, al Duomo, no? Santa Tecla e via dicendo, tantissimi luoghi dove si faceva musica con gente che suonava e cantava dal vivo. Adesso mi pare un pochino sfumata questa cosa, no? Che era una palestra di creatività notevole, come viene fuori dal vostro libro. Sì, intanto anch'io saluto gli ascoltatori. Una piccola precisazione. Non ci sono sfuggiti dei nomi, noi avevamo un elenco, lungo elenco di personaggi da intervistare, da inserire nel libro. Purtroppo il libro a un certo punto abbiamo dovuto chiuderlo, ma non chiuderlo, nel senso abbiamo chiuso questa parentesi, ma contiamo di aprire un'altra inserendo altrettanti nomi della musica milanese. Allora, detto questo, tu mi chiedevi sui locali, è vero. Oppure qual è secondo te, dopo questo viaggio, il periodo più fecondo, se così si può dire? No, è chiaro che è una domanda un po' stupida, perché tutti i periodi hanno le loro specificità. Sì, soprattutto ogni periodo è legato un po' perché poi, ai ricordi. Come ben si capisce, la musica degli anni 70 era un'altra cosa rispetto al dopoguerra, agli anni 60 e via dicendo. Diciamo che tra il 60 e il 70 però c'è stato veramente un voltare pagina, diciamo. Cioè, negli anni 60 hanno iniziato i primi urlatori, poi si è iniziato con i primi complessi, si chiamavano così, e da lì è iniziata la musica rock in Italia, importata ovviamente dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, e era un periodo fecondissimo. Nel libro spieghiamo come i ragazzi di allora si trovavano nelle cantine a suonare, ma non con l'ambizione di diventare, come purtroppo succede adesso, subito dei personaggi ricchi e famosi, ma proprio per il gusto di suonare, sottoponendosi anche dei sacrifici. Ricordiamo nel libro come i Camaleonti insieme ai Giganti condividessero una pensioncina di Roma pur di farsi ricevere dal discografico di turno, rimettendoci anche dei soldi, coi genitori che li aiutavano. Insomma, c'era veramente un fermento scatenato dalla voglia di trovarsi, di fare musica, e secondo me è quello che un po' manca adesso. Ecco, lo chiedo a tutti e due allora, perché prima delle conversazioni e delle interviste con personaggi
tutti interessanti, devo dire, lo dico da lettore, tutti, e da modesto appassionato di musica, comunque personaggi tutti interessanti. Le interviste, le conversazioni sono precedute da una breve storia, se vogliamo così, no? da un breve quadro sintetico storico dei vari decenni. Si parte dagli anni 60, giusto appunto, il boom economico, El Mendiris, Tu mi ricordi Milano, alcune canzoni che caratterizzano quegli anni. Gli anni 70 tra contestazione e voglia di cambiamento, come voi intitolate il paragrafo, famosi anni 80, l'edonismo più o meno reganiano, musica e voglia di evadere. Arriviamo agli anni 90 con il realismo. E gli anni 2000 che cosa sono secondo voi? Dal 2000 a oggi, questo 25ennio ormai, come lo possiamo caratterizzare? Perché mi sono reso conto leggendo, infatti, anzi adesso dialogando con voi, che fino agli anni 90 una definizione la possiamo dare. Dopo che cosa succede? Perché c'è una specie di cesura, no? Di frattura. Massimo e poi Daniele. Perché? Come li possiamo inquadrare questi 25 anni? È una bella domanda. In effetti, sai, rispondere a questa domanda presuppone uno studio, in effetti una ricerca su quello che è avvenuto dagli anni 90 ad oggi. Sono intervenuti molti fattori, ovviamente, come dire, climatici, se vogliamo. Anche il clima ha avuto il sopravvento su alcune iniziative, un aggiornamento culturale, l'intervento di internet, per esempio. Sono entrati poi in gioco appunto fattori di cronaca, di politica. C'è stato, secondo me, un'evoluzione anche musicale quando sono arrivati poi quelli che cantano le canzoni di protesta ancora, i rap, i trap, quindi che è una musica per me un po' lontana dai miei canoni, senza disprezzare ovviamente i talenti che sono usciti. Ecco, no, ma secondo te a chi parla quella musica lì? Perché tutto sommato quello che ben si evidenzia anche leggendo il libro è che qualsiasi periodo aveva una forte osmosi con il resto della società, no? Sì. Gli anni del boom economico generano determinate canzoni perché comunque rispecchiano il clima sociale e anche urbano. Sì. Si può dire lo stesso secondo te del rap, del trap, eccetera, eccetera? No, secondo me sono indirizzati... Perché sono più forse segmentate quelle musiche lì, no? Bene, sono segmentate. Non parlano e non riflettono tutta la città, la complessità di una città. Ma una minima parte, una piccolissima fetta, insomma, della città di Milano. Quindi credo che sia una cosa molto, molto parziale, molto limitata. Dimmi. No, se posso. Sì. Secondo me lo potremmo dire fra qualche anno. Cioè, bisogna lasciare il tempo a questi giovani, tra virgolette, di esprimersi, vedere la durata che possono avere, perché non dimentichiamo che molti di questi sono di Milano, Mahmood, Lazza, Gali, tutta gente che viene non anche dalla periferia, no, perché Lazza ha fatto il conservatorio. Lazza ha fatto il conservatorio, Mahmood ha fatto la scuola di Mussida, cioè gente preparata, per carità. Certo, parlano un linguaggio che magari per noi è un po' lontano, dobbiamo essere noi cercare di capirlo. E perché secondo voi sono finiti quei locali mitici dove si andava ad ascoltare la musica, non funzionano più? Non ci sono più o ce ne sono meno? Ce forse, ne sono no? meno, perché noi abbiamo fatto anche Mi viene in mente un po' il jazz. Sì, no, ma però... no, abbiamo fatto... Io l'altro giorno sono andato a una conferenza stampa alla Santeria Toscana, sì. che era un concessionario della Volvo fino a 15 anni fa. Dove hai comprato la Dove ho comprato la macchina. C'è il Fabric, ce ne sono di locali, non è vero che non ce ne sono. Probabilmente sono meno caratteristici rispetto al Santa Tecla, rispetto al Derby, rispetto a tanti altri locali di una volta. Ecco, a proposito... Le scimmie, le scimmie, Capolinea, certo. certo. È ovvio che noi ricordiamo quelli
fra qualche anno i ragazzi di adesso ricorderanno il Fabric. Ecco, allora vi faccio un'altra domanda e la faccio a partire da Massimo, che è stato anche consulente del gruppo Ricordi, che voglio dire, parlare di ricordi a Milano significa parlare della musica nel mondo, no? Non solo a Milano. Però questo venir meno del pullulare di locali, perché poi molte delle biografie e delle storie delle persone che parlano con voi in questo libro ricordano come agli esordi si suonava magari all'oratorio piuttosto che alle feste dell'unità, eccetera, cioè i locali di viva socialità comune, diffusa, no? Il bar commercio E era un bar dove nell'interrato si faceva il musica. il Era un bar. bar. E poi diciamo da lì prendi contatto con il pubblico, cominci a imparare, cioè sono palestre importanti, no? Ce ne sono meno questi sicuramente oggi, quindi qualche locale c'è. Ecco, questa cosa influisce secondo voi sulla qualità anche della musica, della composizione, dell'esecuzione, la capacità proprio, intendo, strumentale di suonare, saper cantare, si impara anche così tutto sommato, no? Sì, Si è imparato così. Ricordo l'intervista che feci a Enrico Maria Papes e gli ricordai che lui suonava all'oratorio della chiesa di San Silvestro, via Maffei, bravissimo, e lì credo ci fosse autenticità. Adesso invece, oggi, la musica corre molto veloce e quindi con l'avvento dei social, le piattaforme rendono tutto più facile da una parte, certamente, però si è persa. meno tecnico. Esatto. Credo che la poesia fosse in quegli anni lì che abbiamo esplorato, dagli anni 60 agli anni 90. Adesso si corre molto più veloce. Ecco, tu hai citato Papes, Enrico Maria Papes, Sì. Tema, no? Una delle composizioni fondamentali. Dei giganti. I Giganti, fondatore e batterista dei Giganti. E lui dice una cosa nella conversazione che ha con voi, appunto ricorda, giravamo per le chiese, per gli oratori, anche la sede del Partito Comunista, però adesso dice non amo più Milano. Infatti, Daniele ci invitava giustamente, secondo me, a aspettare, perché anche un po' di giudizio critico, perché comunque le novità sono sempre un qualcosa di difficile, no? È anche vero che sono passati 25 anni dagli anni 90, quindi il fiorire di talenti e di cose che c'è stato nei decenni precedenti forse è venuto un po' meno, si è standardizzato un po' tutto. È quello che dice Papes, no? C'è poca originalità, dice troppa omologazione e i giovani non hanno il coraggio di sperimentare e di creare qualcosa di veramente nuovo. Non so se questo giudizio possa essere condiviso o meno, però insomma non ne parla uno che qualcosa ne sa di musica. Sì, diciamo che la differenza, che poi non so se sia positiva o negativa, è che quelli citati erano quasi tutti dire cantautori o strumentisti, cioè, fatti da sé. Adesso escono dal conservatorio, escono dalle scuole di musica che ci sono, eccetera. Forse manca un po' di naturalezza, non so come dire, cioè di spontaneità. Forse sono troppo costruiti, fin troppo costruiti rispetto a quelli che erano i vari giganti, Rocks, New Trolls. Che forse è quello che dice anche Mario Lavezzi, credo sia la seconda intervista, perché dopo Teo Teocoli, che si scopre aver avuto a che fare, non tutti lo sanno, con la PFM, con la premiata Forneria Marconi, c'è l'intervista a Mario Lavezzi che dice proprio questo, no? Ve ne cito un altro passaggio, ma perché mi sembra utile per la nostra conversazione. Oggi i ragazzi scrivono tutto a velocità spaventosa, le canzoni durano ormai al massimo 3 mesi, dice Mario Lavezzi. Qualcuno se lo ricorderà di chi ci ascolta, chi è Mario Lavezzi. E, tutto aveva i suoi tempi, dice lui. Si andava nei negozi, si ascoltava un album prima di acquistarlo. Era tutto molto più approfondito. Oggi è tutto in superficie. Non si può confrontare la musica di oggi con la musica di allora. Allora c'era ecco, questo è importante secondo me, e ve lo metto col punto interrogativo. È vero che è così? Allora c'era creatività in tutti i settori, arte figurativa, design, grafica, moda, cinema, teatro, televisione e musica, direi un nuovo illuminismo. La musica è stata sempre la colonna sonora dei costumi che la società sta vivendo, l'epoca beat, i figli dei fiori. Il cambiamento delle mode dei costumi nasceva dai giovani, così come l'impegno politico, il 68 i cantautori. Ora raramente accade altrettanto.
Voi concordate? Quando tu compravi un LP, compravi non un disco, secondo me, compravi un'opera d'arte. Perché oltre al disco c'era una copertina che io non so, la prima che mi viene in mente è Diesel di Finardi, Sì, che ha fatto col epoca guanto col guantone giallo sporco di e tu in effetti non ascoltavi solo il disco, ti immedesimavi anche nella copertina, Sì. leggevi tutti i testi delle canzoni, cosa che adesso non riesci neanche più a leggere perché dove li trovi? Per cui era veramente una composizione di arti visive anche, non solo da ascoltare. Lavezzi ha ragione secondo me, anche se lui ci ha confessato di non essere critico rispetto ai giovani, cioè anzi di apprezzarne parecchi. Certo, siamo sempre lì, son 2 epoche No, perché sai diverse. che cosa? Sennò sembra sempre che uno rimpiange il passato Esatto, e non è questo il esatto. caso del libro, No, infatti, assolutamente. come diciamo noi sempre, non è Però, un'operazione nostalgia la però nostra. allora, uscire fuori dall'operazione nostalgia, perfetto, perché sennò non vivi i tuoi tempi, non capisci dove sei, Esatto. no? Però è anche vero che oggettivamente se uno si mette all'ascolto, ascolta gli Area, ascolta il citato Finardi e compagnia bella, dice cavoli, ma questi sapevano suonare veramente, cosa che non si può dire o si fa più difficoltà a dire oggi perché tra sintetizzatori, autotune Certo, e robe varie, computer. alla fine qualsiasi, permettetemi la parolaccia, qualsiasi idiota No. potrebbe tirar fuori qualcosa che reputa significativo, no? Certo, Tu come la vedi, Massimo? Sì, D'accordo. sono pienamente d'accordo con quanto hai detto, Giulio. Certamente, una volta c'era più tecnica, molta più originalità. Adesso c'è un appiattimento verso Ecco, il basso. mi viene da dire, per esempio, anche Elio e le storie tese, altro prodotto tipicamente milanese, no? Che forse mette insieme quell'aspetto di musica col cabaret e con... Sì. Mi ricordano poi i Gufi, voi avete un bellissimo capitolo sui Gufi, no? Perché Roberto Brivio. e su Roberto Brivio, li ritenete giustamente credo, degli innovatori straordinari, no? Sì, poi entriamo nel cabaret, entriamo in tanti altri aspetti che riguardano Milano. Forse da quel filone lì, mi permetto un azzardo da profano, viene fuori anche Elio, no? Perché abilità tecnica musicale, Certo. cabaret, ironia, surrealismo, Certo. tutta roba tipicamente milanese, diciamo che non ce n'era in giro tanto. Forse Aggiungerei il marketing. e marketing. Ma infatti Allora, noi vorremmo fare un'operazione che vorremmo fare veramente. Chiamare dei giovani e non metterli a confronto perché è sempre brutto fare i farli confronti, dialogare con... farli dialogare Bello, con questi bellissimo. personaggi qua, metterli insieme, vedere cosa possa, se può No, a me è un'idea nascere, se può fantastica. nascere qualcosa, ma anche a livello di dibattito per scoprire cose che magari a noi sfuggono. Certo, rispetto è come a... se fossero dei mentori. È come se fossero questi artisti che abbiamo intervistato, come se fossero dei mentori. Certo, sì, sì, sì. Allora adesso io vorrei chiedere a Francesco in regia di farci partire un pezzo che è uno di quelli che voi citate nel libro, tra i tanti, tantissimi, tra l'altro tramite il libro e con Spotify si possono ascoltare dal libro tramite Spotify anche alcune canzoni, no? Però fra quelle che citate c'è anche questa, poi mi spiegate perché l'avete messa nel libro. Vediamo. Sentiamo. Anzi, sentiamo. Chapa sulla scighera, che schifisci. Chapa sulla scighera, che schifisci. Chapa sulla scighera. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota. Per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori, che sia bianco, che sia blu, che sia verde, che sia nero, basta che sia di neutro. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Amo Milano perché ti consegna tutto a domicilio, il cibo, le donne, un figlio. Amo Milano perché mi deprime ad un livello costante come un mutuo per le mie rive. Portami dove non passa nessuno. Allora, a parte che è bella, proprio bella, il testo è veramente scritto da Dio, no? Sì, È ricercato, è bello, è letterario, è penetrante, è ironico, è sarcastico, e ti descrive una città. Poi, e questo era però c'ha già i suoi anni, è del 2015 sto pezzo qua che voi citate tra i tanti, Amo Milano d'Argent Amico.
che tu mi sembra, o qualcuno di voi due, ha sentito da qualche parte e gli ha comunque detto perché l'avete messo dentro qua nel... Intanto perché parla di Milano, anzi canta di Milano. Poi io quando sento questo pezzo mi ricorda sempre Milano di Lucio Dalla. Che adesso prepariamo, tanto la conoscono Milano vicino tutti all'Europa, questa, Milano che è vero, cioè è un aggiornamento. di Lucio Dalla non milanese oltretutto, quindi È un tentativo di agganciare il futuro della musica milanese. Sì, bella però, tra l'altro freschissima, perché ha 10 anni ma non li dimostrano. Potrebbe descrivere anche la città di oggi tranquillamente, non è cambiata molto. Anche se Come- la Figuera non c'è più. La Figuera non c'è più da ben prima del come 2015. Milano di Lucio Dalla, anche se non c'è più Milano e Benfica, però La Scighera, per chi non fosse di Milano, è la nebbia. la nebbia. La nebbia che si dice con la E aperta. Sì. Quali sono stati i soggetti più stimolanti che avete incontrato? Così, proprio a botta. L'uno sia Daniele che Massimo. Allora, se parliamo di stimoli, tutti. Perché ognuno ci ha dato uno stimolo per approfondire la sua esperienza. Diciamo, non so, tra i più divertenti forse Teocoli, che ci ha ricordato appunto quando suonava nei Quelli, poi diventata PFM, e anche Beruschi, Sì. tra i divertenti, Sì, diciamo c'è così. il figlio di Iannacci, la figlia di Gaber, Figlio di Gaber e Alberto Fortis. Alberto Fortis, milanese d'adozione, ma ormai Lui era ossolano, no? Domodossola, sì, Mm. Domodossola. Mario Lavezzi. Ascolta, Milano e Vincenzo e Vi odio voi romani mi divertono ancora oggi. Milano e Vincenzo poi nasce per una questione discografica, tra l'altro. Sì, c'è avuto da dire non col di suo razzismo. No. Lui odiava questo Vincenzo. Vi odio voi romani perché non gli facevano fasti i dischi, ma a Milano c'era lo spazio per farli, no? Ecco, se mi permettete, io vorrei citare il nome di Livio Macchia, Hai ragione. che è mancato qualche mese fa, che insomma, ha avuto tanto da dire sulla musica ed era arrabbiato con le visualizzazioni dei cantanti attuali, che diceva è poca roba avere 2 milioni di visualizzazioni ma non vendono i dischi. Io invece ho venduto un sacco di libri, di dischi, che c'è una bella differenza fra le due cose. Stavo cercando di recuperarla. La voce Livio ruspante del Salento, avete definito Sì. l'avete definito così, Livio Macchia. Sì. Anche perché le visualizzazioni si comprano volendo. Appunto, a maggior ragione. E i dischi si vendono. Beh, era una critica, secondo me, molto I camaleonti. oggettiva. È lui che parla anche di oratori. Abbiamo iniziato a bussare alle porte degli oratori convincendo i preti a farci suonare e abbiamo suonato a Santa Tecla, uno dei locali di cui dicevamo prima. Fortis la vede come Papes. Gli artisti hanno sempre meno tempo per sviluppare i loro progetti e la musica deve avere successo immediato sui social media e in radio, e questo è un peccato. Oggi assistiamo a un'eccessiva semplificazione e banalizzazione dell'arte, soprattutto nella musica, e introduce un altro aspetto che è caratteristico della musica trap, cioè testi violenti e offensivi vengono glorificati. Questo è un aspetto che prima non c'era. Vero. La glorificazione della violenza, ma proprio brutta, anche violenza di genere, cioè donne sottomesse, gente da menare, da accoltellare e via dicendo, che poi è quello che più o meno, in questo però c'è un certo specchio nella società reale. Sì, questo è un aspetto della società, del sociale, di cosa purtroppo avviene. È un po' esasperato, però devo dire, perché insomma farsi vedere con le pistole, la Lamborghini, soldi facili, ragazze, insomma, non è proprio lo specchio della società. Spero almeno che sia un pezzo della società. No, cioè, un pezzo sicuramente, un pezzo, diciamo. ma non tutti i giovani sono no, così. assolutamente. Però, ma molti di questi lo sanno benissimo anche loro, lo fanno proprio solo per acchiappare. Sapete che sono già le 11 e dobbiamo salutarci. Con quale brano chiudiamo? Facciamo una votazione al volo. Io propongo Tu mi ricordi Milano della Vanoni, però il mio voto vale mezzo, è il vostro che conta. Con cosa chiudiamo? No, io vi dico quelli che abbiamo selezionato. Milano di Lucio Dalla. Amo Milano di D'Argent D'Amico.
Tu mi ricordi Milano, e il Main di Ris, Enzo Iannacci, Milano e Vincenzo di Fortis. Chiuderei Iannacci. con Iannacci. Bravo, bravo. E il Main di Stretta Ris. di mano. Perché va ricordato comunque. E allora sentiamoci questa manca. qua che avevamo messo lì tra le cose da ascoltare possibilmente, Enzo Iannacci e il Main di Ris. Io ringrazio Massimo, detto Max Caramani, Daniele Rossignoli, vi ricordo il libro che l'avete lì tra l'altro in video, il libro si intitola Milano in un giro di do, edizioni clandestine Gruppo Santelli, ma c'è una presentazione anche Sì, all'orizzonte. Noi sabato prossimo alle 10 Questo e sabato. mezza, sì, Questo sabato alla libreria Mondadori di Via Marghera facciamo un firmacopie. Alle 10:30. Sembra un po' troppo. Per chi è a Milano o dintorni Così è una bella l'hanno occasione. chiamato così loro. Esatto. È una bella occasione E per chi è poi qua. il 22 ottobre la biblioteca Calveirate nell'omonima Piazzale via Martini. Piazzale Martini, con molti ospiti. facciamo invece una presentazione. Durante queste presentazioni che C'è sono un dibattito A che ora? alle 18. alle 18. Allora, questo sabato 10:30 Mondadori di Via Marghera e poi 22 ottobre alle 18 Piazza Martini, Biblioteca Calveirate. Bene. Se avete voglia di divertirvi. Bene. E ci salutiamo con Enzo Iannacci, il Main Grazie di a Ris. voi. Grazie, molto Grazie, gentili. Grazie grazie. dell'invito. Non ce l'ho la Biro. Non c'ho la Biro. Va bene, non c'ho la birra, allora? No, scusi. Lo so anch'io che è duro stare in fila. Ho fatto anch'io la fila senza la Biro. E se c'avevo la Biro, ce lo diceva lei, ce la chiedeva questo qui. No? E allora? Vabbè, allora stiamo qui tutta la vita perché io non c'ho la Biro. Capito? Ah, grazie. Mi ha dato... Grazie. A rendere, E il Main di Ris de due sono su. Mi ricordi non più. All'era una caveggia e per chissà tripli servizi sì, ma in mezzo al pra e il Main di Ris de due sono su. Me la ricorda ieri dentro il comune. Cercavi un documento di residenza e mi vengono in mente tutta l'infanzia. A ser una banda de Shakespeare vorrei traperare tutto il mondo facevo la culetta alla mattina per quel alfa e de esportazione tornavi a casa sera e la mia mamma a me ne tavernas de sport
donde sai.